Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. È stato siglato oggi un accordo riferito ai lavoratori dello stabilimento di Santa Maria di Sala di passaggio obbligato per far fronte alla situazione derivante dalla decisione della società di chiudere il sito. All'incontro convocato dall'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan hanno partecipato l'azienda, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori. L'accordo tra l'azienda e le parti sociali, spiega Donazzan, prevede garanzie e tutele per i 20 lavoratori interessati, tra queste il ricorso agli ammortizzatori sociali, la messa a disposizione di strumenti di indennizzo per trasferte ed eventuali trasferimenti, la concessione di incentivi all'esodo e l'impiego di politiche attive per il lavoro messe a disposizione dalla Regione del Veneto, che potranno agevolare il reinserimento lavorativo di tutti i lavoratori coinvolti. Voltiamo pagina. È morto Giuseppe Roberto Chiaia, direttore dell'area coordinamento legale e istituzionale del Comune di Venezia. Nato il 21 dicembre 1965, padovano di origine, Giuseppe Roberto Chiaia, laureato in giurisprudenza con master in europrogettazione, era stato dirigente della provincia di Venezia, oltre che comandante della Polizia Provinciale e consigliere di amministrazione di APV Investimenti. Attualmente era componente del comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. Molti messaggi di cordoglio, tra i quali quello del sindaco del comune e della città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro. Insieme alla famiglia ha detto: troveremo il modo per omaggiare il tuo impegno, perché sia di esempio per tanti giovani che si avvicinano alla pubblica amministrazione. Ci spostiamo a Jesolo, dove questa notte una parte della spiaggia è stata interessata da un'importante mareggiata. La zona colpita è sempre quella della Pineta, da Piazza Torino al Trocadero, per circa 4 km, in aumento rispetto al passato, anche se il danno creatosi non è importante in modo uniforme. Si stanno valutando i danni, così certo comunque che sarebbe stata portata via buona parte della sabbia che di recente era stata posizionata, così come da programma della regione. Nel frattempo, dichiara il sindaco di Jesolo Christopher Dezzotti, stiamo affrontando la fase di gara per il ripascimento di nostra competenza, che consentirà di sistemare quei tratti colpiti dal maltempo nel corso dell'inverno. Nei mesi scorsi, infatti, abbiamo registrato il verificarsi di fenomeni per i quali dovremo chiedere lo stato di emergenza alla Regione Veneto, che è sempre al nostro fianco. E voltiamo pagina. Le guardie zoofile dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA, eseguono gratuitamente letture di controllo dei microchip nella sede di Venezia in via Belvedere numero 6 a Milano, tutti i mercoledì dalle ore 15 alle ore 18. OIPA ricorda che un cane o gatto che si smarrisce può tornare in breve tempo nella sua famiglia grazie alla lettura del microchip, più piccolo di un chicco di riso e rivestito di materiale biocompatibile che viene iniettato dal veterinario sotto la pelle dell'animale. Il dispositivo contiene un codice numerico che identifica l'animale domestico ed è collegato al proprietario nella banca dati dell'anagrafe degli animali d'affezione con indirizzo e numero di telefono. Come tutti i dispositivi tecnologici, tuttavia, il microchip può danneggiarsi durante il gioco o a seguito di un trauma. Per evitare ogni malfunzionamento è dunque importante farne verificare il corretto funzionamento. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.